Desidero aggiornarvi sulla situazione del centro di accoglienza minori stranieri non accompagnati sito alle spalle di via Roma. Un messaggio registrato in casa, pubblicato su Facebook, così Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, ancora batte il ferro incandescente di polemiche sul centro di accoglienza. A seguito della forte tensione che si era destata nella comunità e degli atti vandalici denunciati dagli stessi operatori della cooperativa e altresì degli incendi verificatisi in pieno centro storico su 3 abitazioni che hanno dato luogo all'evacuazione di 3 famiglie e di una disabile, ho inteso giorno 18 agosto richiedere al signor Prefetto la convocazione urgentissima del Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica. Obiettivo: far traslocare i migranti. Sono riuscita a ottenere l'impegno da parte della cooperativa, debitamente verbalizzato dalla Prefettura, che troverà un altro sito dove alloggiare i minori, non nel pienissimo centro della città, così evitando tutte queste tensioni e evitando che i commercianti debbano temere che la presenza così massiccia di immigrati all'interno del pienissimo centro storico, proprio nel cuore della città e proprio in mezzo alle loro attività, possa recare pregiudizio alle loro legittime richieste. Poi ribadisce e puntualizza la sua estraneità. Io non ero a conoscenza che questo centro era stato abilitato al funzionamento, ma io prima di Ferragosto avevo ricevuto in sede di sempre riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica assicurazione dal signor Prefetto che questo centro non sarebbe stato utilizzato